Allora già dobbiamo tracciare noi il sentiero. È 10 giorni che non nevica, è passato nessuno di qua. Quindi adesso di qua o di là è il dubbio che abbiamo a ogni passo. Solo perché non sono capaci di tirarmi su. Ah! Già, aiutami. Non posso tornare indietro. Posso né scendere né salire. No. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è l'ultimo dell'anno, 31 dicembre. Siamo nel Lagordino. Allora, oggi abbiamo parcheggiato vicino al rifugio San Sebastiano. Andiamo verso il Rifugio Carestiato. Poi proviamo ad andare verso Casera Camp, che però dovrebbe esserci tanta neve, quindi non so se ci arriviamo. Se non ci arriviamo ci fermiamo in un posticino al sole, come al solito, per mangiare. E abbiamo anche una sorpresina per festeggiare. Dopo vedrete. Buona visione! Allora partiamo esattamente, cioè 2-3 metri di asfalto, e poi qua dove c'è il rifugio Passo Duran, che oggi è chiuso, andiamo da questa parte verso quel cartello lì e poi andiamo su con sfondo Moiazza, stupendo. Ecco qua il primo cartello che troviamo. Allora, sentiero 549. La nostra prima tappa è il rifugio Carestiato. Super qua. Era qua dopo pochi metri, perché pende subito tantissimo, già è cominciato a togliersi uno strato. È venuto fuori anche il sole, che è uscito adesso dalla montagna, spettacolare. Ora, quando siamo scesi dall'auto c'erano esattamente 0 gradi, quindi giornatina quasi estiva. Vero? Sì. E oggi è il 31 dicembre, ultimo dell'anno. Cesare e Tomè. Dimmi amore, dove siamo? Allora siamo nell'incrocio con la forestale e c'è il bivio che noi siamo saliti dal rifugio Cesare e Tomè, dal Passo Dura, e anche dal rifugio San Sebastiano, che è dove abbiamo parcheggiato, giusto? Giusto. E andiamo su al Carestiato 549. Come Vai. vedete la strada qui è stata preparata, le cespole non servono assolutamente, bastano i rapponcini perché la neve è ghiacciata. Giusto? Bene. Allora arriviamo qui ad un bivio, vedete dal cartello. Allora, rifugio, destra, Passo Duran da dove arriviamo, e Casera dei Pass, che è dove vogliamo andare dopo, quella di 547, che è giù di là. Ma proviamo ad andarci dopo, adesso vogliamo andare ad un'altra casera. Dopo un'oretta e vediamo, secondo, 274 dislivello positivo, arriviamo al rifugio Bruto Carestiato e vediamo che c'è anche il ricovero invernale. Già entra. Che bello! Adesso faccio dare un occhio. Comunque ci sono solo i letti a castello, entri, proprio spazio solo per il letto. Guardate, 6 posti.
si entra, letti il castello e basta. Teniamo io chiuso e sembra molto molto carino. Allora, questo è il rifugio Carestiato 1834 e da qua una super vista anche su Agordo e tutta la Valle Agordina. Allora qui dal rifugio con super vista prendiamo il 554 e proviamo ad andare intanto alla Forcella Camp per andare a Casera Camp. Vediamo se riusciamo ad arrivarci, che dicono che non è battuta, però abbiamo una ciaspola nella coppa e proveremo ad usarla. Andiamo avanti nella nostra esplorazione. Quella. Allora sono venuta fin qua entusiasta, però da qua in poi. Sì, ma quanto tempo è passato dal rifugio? Ma un secondo. Che tipo il rifugio è lì? Bisogna tracciare e quindi mandiamo avanti Fabio che ha le ciaspole nuove. Proviamo. La Jenny è povera, non le ha. Ma è tanta strada da tracciare tutta, vero? Ma va, è bella dura secondo me. Arrivo. Devo stare registrando, sì. Allora, vestizione ciaspole è sempre difficoltosa perché non metterle mai dove sei comodo, ma dove sei scomodo, perché così serve. Adesso comincio a fare la traccia non conoscendo il sentiero. Via, andiamo, adesso vediamo come va. Sto facendo, non avete visto mai fatica. Già adesso vuole filmarmi perché ride. Vi faccio vedere. Tanto già canta dietro, sta cantando. Che va giù, pendente. Sì, non è una forestale da tracciare, guarda. E ora? Fallo pestare per ora. E ora amore, com'è che ti traccio il sentiero? Sento spavalda come la goggia prima dell'infortunio. Prima però. Sì, ma. Tutto a posto? Tutto ok? Qua un po' meglio. Meglio. Dai. Che versante mi accumula. Naturalmente c'è rifugio pieno di gente e nessuno che viene qua perché non c'è la forestale. Allora già dobbiamo tracciare noi il sentiero. È 10 giorni che non nevica, è passato nessuno di qua. Allora, non si vede nessun segno, stiamo dando a casaccio in base all'esperienza che abbiamo accumulato in questi anni. La garanzia! Madonna! Diciamo, dove non vediamo troppe ramacce. Lascerò delle briciole di cracker per i soccorsi. No, vedono impronte zampe ciaspole. Allora adesso proviamo. La vedo dura perché ci sarebbero un'ora e un quarto normalmente per arrivare là. Monade! Non so, sarà passata mezz'ora, abbiamo fatto 10 metri. Interessante, interessante. Soprattutto Comunque, adesso non so dove andare. Non so mai dove andare perché segni zero. Vedo dov'è un po' di alberi rotti, insomma, che si riesce a passare in mezzo. Ogni tanto guardo il GPS e più o meno siano giusti, però insomma è tutto molto contemplativo. Vero? Tartufativo. Tartufativo. Volete dei sentieri del tartufo? Dai, sì. Devi tartufare il sentiero. Ok, andiamo? Anche quello mi sembra un sentiero. Sì, dove? Nelle ramacce? Sono Sono andati a fare il pipì. Ecco, Andiamo avanti. un sentiero della pipì. Allora l'idea è seguire sta righetta qua, ma è una fatica mostruosa. Filmiamo poco perché Soprattutto abbiamo dei ma a distanza vengo mica qua per questa strada. il sentiero perché guarda, E ora? questo è giù. Vabbè. Sì. Allora faccio un pezzo di video che così mi riposo un attimo. Allora qua adesso arriviamo in un punto tipo qui c'è, sembra che ci sia un sentiero di qua ma anche uno di qua
e in più ci sono impronte di animali che vanno di qua perché loro sanno dove sono i sentieri. Quindi adesso di qua o di là è il dubbio che abbiamo a ogni passo. Io fatica di fare la traccia da zero, però è ciaspole. Sì, perché c'era un'altra traccia che andava sopra, che si ricongiunge. Quindi sono andati per sopra, magari era fatta meglio. Anche avevano detto che era battuto sopra dei sassi. Tendiamo l'altro sentiero. Okay. Magari abbiamo sbagliato sentiero. Comunque adesso andiamo un po' avanti, che si ricongiunge con un altro sentiero che partiva dal rifugio che andava sopra. Andiamo avanti. Siamo sbucati da lì dietro e si apre qua super panorama. Che meraviglia! Naturalmente qui va giù dritta, però fissiamo il focus intanto. Allora qui si vede che là c'è anche un cartello. Bene. Quindi il sentiero via per qua, proviamo ad andare. Quindi è di qui. Quindi il lupo aveva ragione. Lupo, abbiamo seguito le impronte qua Non sappiamo cosa. di un canide, quindi potrebbe essere un lupetto. Ma sono tanto piccole. Una piccola panoramica qua sulla Moiazza. Che roba. Un po' di tosse. Vediamo per il sentiero. Guardate là sotto che sembra panna montata. Saranno i nostri eroi in E allora già, a posto? tutto a posto. Ciao amore! Siamo usciti da là e siamo arrivati al cartello che ci dice che siamo giusti. Qui continua e dobbiamo arrivare in Forcella là sopra. Forcella là. Ci arriveremo mai? Non riesco a filmare. Ciao Ge, allora come sta andando qua? Super. Allora, eravamo in quel bosco là, abbiamo fatto un sacco di sentiero strano, Abbiamo faticoso. perso dei follower là. Sto cadendo. Mi sono tolto il ciaspole perché qua è troppo sassoso. Adesso qua abbiamo trovato un cartello, forse c'è un bivio che non ho in cartina, quindi guardiamo dove si può andare. Allora, qua il bivio c'è Casera Framont, che dovrebbe essere laggiù in quello spiazzo, che però non c'è in cartina, quindi anche questo sentiero è un sentiero di quelli tratteggiati. Ecco, qua è là. Si dovrebbe vedere, vediamo se zoom. Aspetta. Ok, quella lì. E invece noi proseguiamo di qua. Mi riattacco le ciaspole allo zaino. Avanti 554. Spettacolo. Allora, siamo arrivati qua a un altro bivio. Adesso ho saltato un po' da riprendere perché insomma era abbastanza faticosa qua. Arriviamo al bivio per Van Nevere, che è super qua. Allora, la Forcella la vediamo ancora distante, c'è troppa neve per fare tutto questo tragitto oggi, nel senso che dopo prima o poi il sole andrà anche giù e non abbiamo voglia di farla tutta al buio al ritorno. Quindi la casera salta. Quindi adesso cerchiamo qui sopra dove ci sono dei sassi e ci facciamo da mangiare, perché ci sono ancora 2 ore e mezza qui di sole. E mangiamo e poi torniamo indietro, andiamo in cerca di un'altra casera che è là sotto al rifugio, che vi avevo detto prima. La torta in rifugio. Torta in rifugio, ho detto già. Posso essere là alle 4, chiude il rifugio, quindi prima Chiude dei... alle 6. Alle 6, 18 e 16. Ah sì? Muoversi allora. Muoversi. Ecco qua una soggettiva di io che sono caduto. Point of view. Adesso vi faccio vedere. Solo perché non sono capace di tirarmi su. Ah! Già, aiutami. Non posso tornare indietro. Posso né scendere né salire.
stai facendo? Non mi aiuti, aiuto! No, devo far posto per lo zaino. Ok, dopo essermi tirato su da solo, che già faceva foto invece di aiutarmi. Allora, cosa mangiamo oggi? Passatelli in brodo. Perfetto. Un brodo speciale. Sì? Sì. Ah sì, che gli metti il segreto dentro. Ok, il posto cibo è qui e qui. Comodissimo, come sempre. Guardate che bellezze ci sono. Visto che è l'ultimo dell'anno abbiamo anche una sorpresina. Già, mostra. Stavo facendo dei reel, scusi. Abbiamo il Yeah! prosecchino. Doc. Metti in fresca. Pronti? Ok, ho trovato un punto più o meno dritto dove mettere il fornellino. Pende ma tocca il sasso, quindi rimediamo lì. Il panorama è questo. E già è questa. Super ciaspole messe in posizione influencer, instagrammabili. Facciamo fotina anche le ciaspole adesso. Adesso abbiamo inserito anche il dado che abbiamo sempre con noi nel nostro kit di sopravvivenza. Dimmi cosa aggiungiamo poi, spiega cos'è. L'ingrediente segreto. Ah, devo farlo vedere. Aspetta. Cos'è? È miso. È un fermentato che è tipico della cucina orientale. Lo usano da circa 2000 anni. Può essere di orzo o di riso. E questo è di riso. È un prebiotico e vi aiuta a digerire e insaporire il brodo. E viene buonissimo. Perfetto. Ok, adesso prendiamo il nostro miso, lo inseriamo qua nel brodo che sta quasi per bollire. Inseriamo. No? Va stemperato nel brodo caldo e poi ci si butta dentro i passatelli. Ok. Adesso aggiungiamo i passatelli. Già, come mai sono consigliati per il trekking? Perché hanno la cottura di un solo minuto. Quindi una volta che l'acqua è a bollore li cacci dentro e arrivederci. Ottimo. Io voglio il dettaglio, arrivo. Cosa? Vengo a fare il dettaglio. Vediamo se cadi. Qui la bottiglia. Ciao. Non cado. Basta. Ok, divisione fatta. Questo è bello passatelli in brodo. Là c'è la mia porzione. Ecco, Questa già. foto. Vai. Cosa? C'ero io? Perfetto. Zoom. Mi sembra che sia un bel pranzo dell'ultimo dell'anno. Sì, non cadono. Se non cadono. Buon appetito. Amore, ci siamo? Allora, mentre stiamo mangiando, volevamo ringraziare Luca M, un altro supporter che ha fatto una donazione al canale. Grazie. Abbiamo visto, ringraziamo. Cioè, sono stato già senza parole, quindi grazie mille. Sotto, se volete, c'è il link per donare al canale per chi vuole. Allora, qua abbiamo il nostro prosecchino per festeggiare il nuovo anno. Occhio. Vai già barista. È È di plastica. Aspetta un attimo. Non ce la farò mai. Come cavolo si fa? C'è scritto gira. Amore, Devo fare io. serve una mano, vai. Te lo reggo. Dai, faccio io. Super spumante che non fa pa. Vai, facciamo finta. Buon anno a tutti. Ecco qua, questo prosecchino. Accoglio, già. Com'è? Cazzo. A bippare. È buono. Dai. Dai. Doc anche. Vai, versa. Versa. Extra dry.
Ci imbriagheremo. Prosecchina! Ah vai, un bicchiere. Da bravi veneti. Ed è la serietà. Buon anno col prosecco. Buon anno. Naturalmente abbiamo messo sul nostro caffettino. Detto urlando. Sottolineare. Sottolineiamo. E qua il sole comincia a scarseggiare, insomma, comincia ad andare dietro le montagne. Come ci siamo dimenticati di mostrare i nostri biscottini, facciamo finta di non averli mangiati. E mangiamo due Lindt, due cremini alla nocciola che vengono fuori dai regali di Natale. Ottimo, caffettino con cioccolatino. Speciale. Oh, in arrivo. Non so la tazza che fine faccia. Facciamo veloce prima che sprofondi nella neve. E buon caffè. Abbiamo finito di mangiare, abbiamo lasciato tutto pulito in ordine, senza lasciare le nostre tracce di passaggio. Le immondizie ce li portiamo a casa, così facciamo la differenziata. Aiutiamo Jay a non morire. Vestito da Monster Co. Monster Co. Vai, che bello orsetto. Adesso, se anche non siamo riusciti ad arrivare in forcella, va bene lo stesso. Abbiamo mangiato il nostro pasto caldo qua sotto il sole, veramente spettacolare, da soli come al solito. Troviamo sempre sentieri in cui ci siamo solo noi, vero Già? Chissà come mai. Adesso, abbandonato i tipi. adesso ripercorriamo le nostre orme fino al rifugio e poi andiamo in cerca della casera di cui abbiamo parlato prima. Continua ad ignorare la mia richiesta di torta. Beh, torta in rifugio, poi casera. Ok? Cominciamo a tornare, casomai vediamo se riesco a filmare qualcosa in più, perché venendo in qua ero dilaniato dal fare il percorso, da tracciare. Siamo tornati qua al rifugio, carestiato. Allora, da qui a dove abbiamo mangiato ci abbiamo messo 2 ore e 10, però abbiamo tracciato il sentiero, non c'era e abbiamo fatto tutto. Tornare indietro un'oretta scarsa, perché naturalmente sentiero già fatto è molto più facile. Non siamo riusciti ad arrivare in Forcella perché comunque poi era troppo tardi. Comunque ci adeguiamo, è stata comunque una bellissima giornata, poi un meteo stupendo. Adesso già è già davanti al rifugio, andiamo a vedere se c'è, che chiude tra poco, e andiamo a vedere se ci danno un pezzo di torta. Ecco la torta, che poi dite che non ve la faccio vedere. Ah, giusto. Vero? Ha mantenuto la promessa. Super tramonto, che vista. Oggi abbiamo trovato ben 2 follower che ci hanno riconosciuto.
Allora, adesso andiamo in cerca di quella casera che vi abbiamo detto stamattina, vi ho detto 1000 volte, sicuramente non la troveremo. Beh, non lo so, perché infatti si è fatta una certa, non so se andiamo in cerca della casera, con cosa? Con lanterne? Quella lucetta, andiamo a vedere, non lo so. No? Andiamo a casa? Andiamo a Cortina. È un Cortina. Vabbè. Vabbè, andiamo in là. vediamo. Adesso vediamo, vedrete. Ok, siamo arrivati al famoso bivio che vi ho detto prima, adesso proviamo ad andare verso la casera. Se è veloce ci andiamo, altrimenti torniamo indietro, giusto? C'è una corsetta. Abbiamo portato alla casera. Ah, Sei contento? c'è casera dei pass. Diamo un'occhiata. Vai. Piena di gente. Mi sa delle cose qua. Mamma mia, una Cos'è? stalla. Una staglia? Eh sì, proprio staglia. C'è un tavolo, però anche se non si vede. C'è stato il recupero del patrimonio storico turistici e Questa? Ah, insistono sulla sentieristica. Serve una luce. Top Advisor fuori scala qua. Porca, questo advisor. Allora ho fatto un po' di luce. Allora lì c'è un focolare, tavoli, panche e una stufa. Non entro perché non ho voglia di togliere le ciaspe. Un'altra porta. Insomma. Wow! È open naturalmente. Qui fuori abbiamo un tavolo, panche e anche l'acqua. Occhiali da notturna. Almeno dai, questa casera ve l'abbiamo fatta vedere. Adesso ritorniamo sulla forestale di prima per quella salita che non avete visto, ma era così, ho fatta quelle ciaspole perché è tutta neve fresca, e ritorniamo alla macchina. Notare i colori. Guarda che tramonto. Vorrei che provo a fare una ripresa qua di notte, non girarti. Era qua, i nostri trekking si concludono come al buio. A forza di baonare per la montagna le ore passano. Siamo arrivati alla macchina, finalmente. Bel giretto oggi. Non siamo riusciti a fare quello che avevamo in mente all'inizio, ma non è importante perché comunque abbiamo fatto una bella giornatina piena, vero? Giornata stupenda, abbiamo concluso bene l'anno. Concluso niente. Allora, un attimo che vi dico quanta strada abbiamo fatto. 10 km giusti, 480 di dislivello positivo in tutti i giretti che abbiamo fatto. Abbiamo visto lì quella caserina, insomma, un po' topaia. Voi avete mai scelto di fare una escursione di fine anno e passare, diciamo, un fine anno alternativo invece che i soliti cenoni, auguri, pandori e tombolate? Raccontatecelo se avete fatto qualche escursione un po' fuori dalla norma. Qui sotto. Grazie. Iscrivetevi al canale. Mi raccomando, iscrivetevi, like, un commentino, ci piacciono i commenti. E commentate. seguiteci anche su Instagram, li lasciamo qua sotto i nostri account. Ah, sì, bene. Un bacione, buona fine e buon inizio. Adesso non so quando verrà pubblicato questo Vabbè, video, lo comunque. stesso, amore. Muoviti, Buon con anno, freddo. ciao!